Buonasera e ben ritrovati con La Finestra, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 80 75 537, lo leggete in sovraimpressione. Questa sera sfidiamo la partita di calcio della nazionale e ci occupiamo però di un argomento molto importante che è la sicurezza e in particolar modo ci chiediamo perché ci sono così tante truffe e ci sembra che anche le rapine non siano da meno. Il piacere di ospitare in studio con noi Lorena Andreetta, segretaria del Partito Democratico della provincia di Treviso, benvenuta. Buonasera a tutti. È una donna in politica, io lo ribadisco, ogni volta che c'è una donna sono soddisfatta perché poi altrimenti è sempre un mondo un po' maschile. Il piacere di ospitare in studio davvero con noi il colonnello Stefano Iasson, comandante provinciale dei Carabinieri di Padova. Colonnello, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Il piacere di ospitare Luciano Lincetto, già fondatore del Partito dei Pensionati e giornalista, benvenuto. Grazie, Il piacere di ospitare Roberto Marcato, assessore della Regione del Veneto. Benvenuto, assessore. Grazie, buonasera a voi. E il piacere di ospitare Tarcisio De Franceschi, segretario generale della Federazione Nazionale dei Pensionati FNP CISD di Padova e Rovigo. Benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera a tutti. Oh, attenzione che i dati non sono molto incoraggianti, dal 2012 al 2015 truffe e rapine in Italia sono aumentate del 10% e non lo dice una inchiesta qualunque, ma sono i dati del dossier ISTA del 2015. In 3 anni i delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria sono passati da 2,6 milioni a 3 milioni con un incremento del 10,3%. I furti sono cresciuti in modo costante passando da 1,42 milioni a 1,56 milioni, più 17,3%, e per non parlare delle truffe informatiche. Poi adesso si avvicina la stagione estiva e purtroppo il malvivente si ingegna per truffare al meglio chi rimane nelle grandi città e nelle piccole città e più spesso sono gli anziani, ma anche no. Colonnello, allora, prima di tutto abbiamo deciso di fare questa trasmissione per dare anche delle informazioni e dire a tutti che può capitare di essere truffati indipendentemente dall'età. Perché? Perché abbiamo ancora quel buon cuore, quel buon senso del dovere che è nostro italiano. Siamo troppo buoni alle volte e apriamo la porta che non dovremo. È vero, diciamo che soprattutto in quest'ultimo periodo si è notato proprio questo, si apre troppo la porta a persone non conosciute che comunque si propongono molto bene, ovviamente hanno un'esperienza, soprattutto nell'artificio e nel raggiro, cioè riescono a convincere le persone, adesso stiamo parlando delle persone anziane, io direi sempre della fascia debole, riescono a convincerle di un qualche cosa che poi realmente non potrà mai avverarsi. Ecco, per dare però un senso a quello che stava dicendo lei molto giustamente in senso generale, quest'ultimo periodo, soprattutto nella provincia di Padova, posso affermare che sono calati sia i furti che le rapine. Sulle truffe purtroppo siamo sempre, ripeto, non possiamo parlare di poche unità in meno, poche unità in più, diciamo siamo sullo stesso standard, le truffe in senso generale. Quelli sono odiatissimi. I reati fanno parte tutti poi dei reati più grande, ampio spettro dei reati predatori, ecco, ripeto, i furti, le rapine improprie, cioè quel furto che poi si trasforma in una rapina perché c'è una reazione della vittima e il malvivente quindi continua e compie anche un'azione sulla persona. Beh, questo diciamo che sono nella provincia di Padova ovviamente, ma nel senso anche nel Veneto, ovviamente però nel Veneto parlo in senso generale. A Padova c'è un calo significativo, anche del 16%. Beh. Allora, queste sono delle ottime notizie, ma la notizia più importante è di non aprire la porta a nessuno che si presenti come non so, qualcuno che viene mandato dall'INPS, dal servizio delle società elettriche, servizi della società idrica, anche perché quando vengono vi chiedono un contatore esterno, semmai, parlo dell'acqua rilevamento o del gas rilevamento. Non fidatevi di coloro i quali vi chiedono ci faccia vedere un contratto, ci faccia vedere un documento, intanto sono in due e uno osserva bene la vostra casa e l'altro intanto comincia a lavorare sulla persona povera malcapitata. Allora è chiaro che la situazione va sempre tenuta sotto controllo, ma soprattutto mi piace ricordare che spesso le persone di una certa età magari non denunciano non solo per vergogna, ma perché hanno paura che poi i figli pensano che non siano più autonomi. Tarcisio De Franceschi, allora può essere anche questo un motivo che non fa emergere le denunce, anche perché, diciamoci la verità, si perde anche tanto tempo. Chi me lo fa fare? Se mi portano via un rastrello, che ne so. Noi
È chiaro che gli anziani sono i più esposti e noi in questo ultimo periodo abbiamo deciso come Veneto, ma in modo particolare anche a Padova, di stampare una brochure, ma faremo incontri possibilmente in tutti i comuni a partire da settembre, dove andremo a spiegare, magari con il supporto delle forze dell'ordine e soprattutto anche di psicologi, proprio per insegnare come comportarsi in questi casi. È un grosso impegno che come sindacato pensionati abbiamo deciso in maniera determinata di affrontare, e a partire dal mese di settembre contiamo di toccare tutti i comuni del Veneto, ma in modo particolare nella nostra Padova. Ecco, credo sia un'opera meritoria che il sindacato deve fare, soprattutto il sindacato dei pensionati, proprio per dare una prima risposta. Perché, ahimè, anche perché, mi scusi Tarcisio, se sono i pensionati che reggono l'Italia con le pensioni, perché tanta gente purtroppo non ha il lavoro, se portano via anche la pensione ai pensionati, i poveri nipoti e altri, chi paga la rata del mutuo, l'affitto, la bolletta? Diciamoci anche questo. Ma è proprio la credulità dei nostri anziani più poveri che porta a decidere di aprire la porta a chiunque. Proprio perché ne stanno inventando di tutti i colori. Sono un dipendente dell'Inps, sono dell'Agenzia delle Entrate e mettono paura magari con false cartelle esattoriali, ma è proprio su questo fronte che noi vogliamo intervenire, perché dobbiamo educare, è una parola pesante, ma portare a conoscenza di come comportarsi quando si è in casa, soprattutto non fare entrare nessuno, è la prima regola. Perché nessuno deve essere autorizzato da chi che sia, da una qualsiasi ente, a vendere fumo, perché poi si tratta di questo. È chiaro. Allora 049 80 75 537, serata difficile, ma insomma, se volete dire la vostra, noi qui ci siamo, chiamateci, diteci la vostra. Dal 2012 al 2014 le vittime over 65 di truffe sono passate da 300.000 a 340.000. Dicevo prima, Lincetto, i casi di denuncia sono molto parziali, perché un po' ci si vergogna, un po' dice magari mio figlio pensa che mi sono rincitrullito e magari mi mette le mani sul conto corrente, quel poco di conto corrente che ho, se qualche banca non si è presentata prima. Ecco. Anche questo è vero, però il comandante prima diceva che sono diminuiti. È anche vero che ci sono stati dei momenti anni fa dove si invitava a fare denuncia anche per un semplice pacchetto di sigarette. Oggi c'è il contrario, si invita a non denunciare perché tanto si fa, ce ne sono tanti, questo è anche altrettanto vero, per cui ecco che si fa subito presto a far diminuire diciamo, i casi che succedono. Cioè lei dice, se interpreto bene, non vanno a denunciare perché dicono non vanno a denunciare, domani sì, sono già fuori, oltre quello che ha detto lei, oltre quello che ha detto lei, che è una verità, perché ci si vergogna anche, perché il meccanismo oggi della truffa è talmente, come si può dire, si sono attrezzati in una maniera fortissima. Io ricevo delle telefonate in continuazione, no? Di persone o anziani o via, che mi raccontano alcuni fatti di come sono state diciamo truffate, che è la fantasia, la realtà supera la fantasia, che è una cosa veramente aberrante. L'altro giorno mi chiama una suora, per esempio, che non era diciamo, così sprovveduta o via, riceve una telefonata da una persona dove gli dice una sua consorella è stata un incidente stradale ed è in caserma e che non può rispondere via. Ha bisogno subito di avere 2-3 mila euro. Sì, perché altrimenti come? Ma dove? Cosa si è fatta, cosa non si è fatta? Praticamente questa poveretta di fronte a una consorella e che non era sprovveduta, perché difatti lei si vergognava a dire cosa devo fare, no madre vada comunque a denunciare, non so se sia venuta lì in Prato della Valle da voi o dove sia venuta, non lo so, vada a denunciare cosa vuole, non si vergogni perché questi sono dei mascalzoni e serve per regola anche per altri. L'altro giorno un'altra anziana mi dice guardi è venuto qui e io a un certo momento così credevo fosse, così guardando dal spioncino credevo fosse una persona che conoscevo, mentre non la conoscevo e sono entrati in due
Uno mi ha detto: signora, ma lei è andata a ritirare la pensione, guardi che le hanno date banconote false. E il controllo della cifra delle per cui banconote. praticamente questa non è andata a denunciare. Ecco perché credo che il fenomeno delle truffe non sia diminuito, ma sia in forte aumento. Le forze dell'ordine fanno delle cose straordinarie e bisogna rendere atto. Però io credo che anche da parte delle forze dell'ordine, mi fa piacere che il sindacalista qui presente inizi con settembre, io avrei iniziato ieri l'altro, faccio per dire, per informare come si deve, ma informare soprattutto non solo a non aprire, ma a denunciare, perché questo è un punto, denunciare, e le forze dell'ordine, io credo, qualcuno, di invitarle a non scoraggiare, ma invece a incrementare. Certo. Allora è chiaro che si debba andare a denunciare qualunque cosa vi portino via, che sia per l'assurdo un vaso di fiori piuttosto che altri fenomeni, perché si capisce se in quella zona, in quell'area sta agendo un gruppo di soggetti poco raccomandabili, quindi le forze dell'ordine riescono a farsi un'idea, una mappa di questa criminalità organizzata che si muove nei nostri quartieri, nei nostri rioni. Questo è importante. No, per esempio nella nostra comuni limitrofi qui, no? Carabinieri, polizia e via, fanno i giri in continuazione, e questo è una buona cosa, perché chi c'è in giro, vedendo una pattuglia del genere, una macchina che corre via, scoraggia anche tante volte. Ecco, per cui il fatto della presenza, ecco, scoraggia a questi mascalzoni. È chiaro. Allora io devo andare in pubblicità. 049 80 75 537, se volete dirci la vostra, poi ci raccontate anche cosa succede dall'altra parte, qual è il risultato della partita. Certo, Lincetto, la pattuglia se c'è scoraggia, bisogna anche che la pattuglia ci sia e che ci siano i mezzi a disposizione di chi deve fare il proprio lavoro. Torniamo dopo la pubblicità e vorrei sentire il marcato. A dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, abbiamo dato una sbirciatina, siamo a 0-0 per il momento. Comunque, caro Roberto Marcato, diceva Lincetto, sì, il dato del colonnello ci piace molto perché ci racconta una realtà in flessione, però è anche vero che c'è insomma tanta parte che magari non denuncia e poi dice che cavolo vado a fare a denunciare, che poi perde un sacco di tempo, li beccano, dopo 2 giorni sono fuori. Questa è la realtà, questa è la realtà. Intanto, a chi ci ascolta vorrei dire una cosa molto chiara. Non esiste il comune, la provincia, la regione, il Parlamento, le banche, l'ospedale che vi chiedano, che mandino qualcuno per entrare a casa vostra. Non esiste. Quindi chiunque venga a casa vostra di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte e vi chieda di poter entrare a casa per fare una verifica, questo è un millantatore, perché nessun ente pubblico, istituzione, manda qualcuno per entrare in casa. Nessuno. Quindi lo dico agli anziani, ma chiunque ci sta ascoltando, non fateli entrare, ok? Perché se vi chiedono di entrare è una truffa. 2. Nessuno vi chiede, nessuna istituzione a scopo benefico manda in giro persone con tagliandini per fare bonifici o versamenti. Non c'è associazione seria che faccia questo, perché c'è stato un periodo in cui c'era questa fantomatica associazione che raccoglieva soldi per i malati di cancro, in realtà era una truffa, perché non esiste, le associazioni serie non fanno così, quindi anche qua via. Al telefono, se non sono persone che conoscete e vi fanno proposte commerciali, perché giù. Attenzione, dice bene Marcato, purtroppo è così, è brutto, sì, ma se tu dici di sì, vale come contratto, sei registrato, si rischia che valga come contratto. Seconda cosa, denunciate assolutamente. Io so che a volte, dopo essere stati raggirati, c'è un senso di frustrazione che, come dire, un po' ti abbatte, per cui ti senti umiliato e a dover andare dai carabinieri per fare la denuncia, come dire, ti vergogni. Signori, i vermi sono quelli che vi hanno truffato. Voi siete vittime come lo possiamo essere chiunque.
di noi. Per cui di fronte a una truffa andate dai carabinieri e denunciate. Questo perché magari li beccano anche e sarebbe opportuno che facessero qualche decennio di galera, ma poi serve anche per capire dove sono le zone a più rischio, a meno rischio, perché siccome i carabinieri non hanno miliardi di risorse da spendere e non hanno migliaia di persone da mettere sul territorio, devono concentrare gli sforzi. È chiaro che se hanno la mappa del territorio e sanno che lì c'è una zona a rischio, possono concentrare le loro risorse e la loro attenzione. Quindi fatelo, non vergognatevi, perché tanto le truffe possono capitare a chiunque di noi, anche al più intelligente del mondo, per cui fatelo, ma mi raccomando, non fate entrare nessuno a casa vostra. È successo un incidente, posso usare il telefono, hanno tutti il cellulare, vadano dai carabinieri, vadano all'ospedale, non fate entrare nessuno. E questo è importante, però si va con questa anche ansia che insomma abbiamo tutti quanti noi a ledere quello che è il nostro anche senso di humanitas e di pietas che ti può capitare, come abbiamo sentito il caso della ragazza a Roma che è stata bruciata viva dal suo fidanzato, nessuno si è fermato. Abbiamo paura di fermarci, in quel caso le persone dovevano avvisare le forze dell'ordine, questo va detto, però insomma viene meno quel senso di umanità e di pietà che dovremmo provare per il prossimo, perché siamo così in un medioevo chiusi all'interno della nostra casa. E perché? Perché non c'è la certezza del diritto e non c'è la certezza dell'applicazione delle pene, perché mi piace ricordare che negli ultimi 10 anni circa sono stati comminati 850.000 anni di detenzioni, sono stati inflitti e non sono mai stati scontati. Questi sono dati che ci devono far riflettere. E di chi è colpa? È colpa insomma di chi fa le leggi, e chi fa le leggi è la politica. E allora, tocca a lei purtroppo Lorena Andretta. La politica conta molto sulla decisione di riaccorpare le forze dell'ordine, di accorparle, conta molto sulle leggi che vengono promulgate. Sì, assolutamente sì, però vorrei tornare indietro un momento. Rispetto anche alle opinioni che ho scambiato prima con il colonnello. Allora, io sono stata sindaco 10 anni di un comune piccolo della provincia di Treviso, Recco-d'Ognier, faceva e fa tuttora circa poco più di 5.000 abitanti. E da sindaco ho apprezzato sempre molto il rapporto che c'è e che ci deve essere e che va costruito tra i vari livelli delle istituzioni. Intendo l'amministrazione comunale e le caserme dei carabinieri che per fortuna sono molto localizzate. Questo è è un buon deterrente perché insieme alle denunce si danno quindi elementi di conoscenza alle forze dell'ordine che possono essere utilissimi, perché se oggi viene truffata una signora piuttosto che una famiglia, piuttosto che qualcun altro, e questa famiglia denuncia, il maresciallo locale sa che in quella via si sta facendo, si stanno facendo delle operazioni che non sono... quindi il rischio che a qualcun altro tocchi viene anche sventato dall'intervento, no? Poi ci deve essere una forma di collaborazione tra le amministrazioni, il maresciallo locale, che ripeto per i sindaci è sempre stata una risorsa importante, gli assistenti sociali, i vigili urbani, perché anche i vigili urbani sono dei buonissimi conoscitori del territorio. Dopodiché è chiaro che il piccolo comune non è Padova, Padova non è uguale Treviso, non è Verona, eccetera, eccetera, quindi ogni località, ma per questo ci sono le forze dell'ordine. Finché ci sono, finché resistono. Finché ci sono, finché resistono. Taglietto su taglietto. È anche altrettanto vero che però, allora, taglietto su taglietto, dopo i fatti di Parigi che hanno quindi intensificato ovviamente l'urgenza e la necessità di intervenire, il governo ha stanziato importanti risorse a favore della sicurezza, dopo che ci sia un problema magari che le risorse ci mettono del tempo ad arrivare, questo fa parte purtroppo di questa italica abitudine, no? Dove tutto deve avere una burocrazia, un passaggio che... È sul concetto di quel dopo ci vogliono ovviamente i lustri prima che si riesca a scalfire, no? questo impianto che abbiamo sul fatto della certezza della pena, ecco, sul fatto della certezza della pena, assolutamente Lorena sì. mi risponde subito dopo la telefonata e poi sento un marcato che ha alzato il dito come a scuola. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Prego.
Mi chiamo Roberto, chiamo dalla provincia di Venezia. Prego Roberto. Allora, vengo subito al sodo, almeno la mia opinione di cittadino, di italiano, e penso che dovrebbe essere un'opinione ormai che dovrebbero avere anche i politici, quelli che governano, in merito a questa giustizia che non va. Ma possibile che non si rendono conto, loro che sono lì che studiano, che analizzano, che fanno tutti i rilievi, eccetera, eccetera, non si rendono conto che il nostro sistema punitivo non è più un deterrente? Qui si continua da anni a parlare di incrementare le forze dell'ordine, non ci sono investimenti adeguati, ci vogliono più agenti, ci vogliono più vigili, più poliziotti, più carabinieri. Poverini, loro ce ne sono, e anche troppi, e fanno fin troppo bene il loro lavoro. Il problema consiste nel fatto che noi prendiamo una persona, ed è tutto mascherato da giustizia tra l'altro, prendiamo una persona che è andata a rubare, che ha fatto le malefatte, che entra nelle case, che spara alla gente, che è violenta, eccetera, eccetera. La si mette sia non in un carcere, che poi è un albergo a 3 stelle a spese mie, e per mie intendo a spese di tutti gli italiani che pagano le tasse, di tutta la gente onesta, quindi a spese nostre dopo che fanno del male. Invece di essere messi a lavori forzati a pagare tutti i danni e tutto il conto che devono pagare per la loro gestione, si continua a metterli in questi alberghi mascherati da carcere a spese nostre, ma i politici non si rendono conto che non si può più continuare così. Allora Roberto, bisogna modificare. La ringrazio. Abbiamo capito il suo concetto. 049 80 75 537, certezza della pena, giustizia della pena. Abbiamo sentito 850.000 anni che sono stati inflitti e non sono mai stati scontati. Che giustizia è quella italiana? Perché lo dice anche il nostro telespettatore alla fine. È una giustizia ovviamente che sconta, come dire, delle leggi che sono anche abbastanza farraginose, immagino, e una giustizia che sconta gradi del giudizio che sono, come dire, lenti e lunghi. È una giustizia che spesso e volentieri garantisce, come dire, un processo magari giusto ma molto lento e molto lungo, che alla fine non rende la giustizia a chi è la vittima. Questo è, come dire, è l'impostazione di questo sistema che è questa qua. Per cui è evidente che anch'io come cittadino mi sento insultata se qualcuno ruba o come dire, commette un reato, viene arrestato e poi dopo 2 giorni è fuori. Questo è evidente che è una situazione paradossale che frusta per primi non solo le vittime ma anche le forze dell'ordine stesse. Quindi in questi casi qua è evidente che bisognerà sicuramente mettere mano a qualcosa, certo, la depenalizzazione di alcuni reati, sì, come l'ingiuria pubblico ufficiale. A me quella per esempio non è piaciuta personalmente. Indossano una divisa, ci rappresentano, ma chi mai si può permettere di dire una parola su queste persone? Ci sono delle cose che andrebbero riviste. Io devo andare in pubblicità, poi marcato la faccio rispondere, però mi piace anche ricordare che secondo gli ultimi dati raccolti dall'Istat, i carabinieri sono la forza dell'ordine più amata dagli italiani e si collocano sempre al primo posto. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui nuovamente in diretta. 049 80 75 537. Diceva Roberto da Venezia, ma allora è possibile che nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, che lui dice ci sono anche troppe forze dell'ordine, ma vediamo, insomma abbiamo un sistema detentivo punitivo, diceva lui, che è farraginoso. Purtroppo il 62% delle persone che se ne ritornano in carcere è perché hanno commesso già altri reati, sono recidivi. Vuol dire che abbiamo un sistema che non fa crescere il detenuto all'interno del carcere, che non lo fa evolvere, lo abbruttisce, e questo è anche un problema molto importante. Marcato, la politica c'entra, e c'entra come? Perché quando fa delle scelte, promulga delle leggi, buone o cattive, e si vanno ad affastellare sulle migliaia di leggi che già noi abbiamo e non sappiamo più chi deve andare dentro, chi deve restare fuori. Ve la faccio rispondere dopo la telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, un concetto rapido, però mi lasci terminare, bellissima conduttrice. Grazie. Allora, se prima di questa immigrazione stavamo non benissimo, certo, non c'erano tutti angeli, però si stava benone, il che vuol dire che adesso siamo ridotti a questo livello, che vuol dire che è l'immigrazione, ma i dati ce lo confermano. Allora, espulsioni in massa, i delinquenti vanno assolutamente a fare la galera nelle loro
nei loro paesi, e a questo punto, visto che i giudici e i politici non la vogliono sentire, escluso la Lega, anzi grazie signor Mercato, che è l'unico che sembra che ci vuole difendere, a questo punto sotto processo politici e giudici che ci hanno ridotto in questo stato che non possiamo più vivere. Cosa ce ne facciamo delle telecamere? È veramente una presa in giro. Vi ringrazio e vi ascolto. Sì, grazie mille e buona serata, grazie per aver detto la sua opinione. Allora, Mercato, insomma, è questione proprio di politica, lo dice anche la nostra gentile telespettatrice. Al di là del concetto di immigrazione no, stavamo bene, però ci eravamo anche abituati alla gestione del territorio, ricordiamo, di Felice Tomaniero, cioè il territorio c'era, ma insomma lavorava nell'oscuro, anche no. C'era una certa organizzazione. Sì, ma anche in quel caso la responsabilità politica è chiara, nel senso che dobbiamo anche ricordare che Felice Tomaniero nasce per quella grandissima intuizione che hanno avuto i politici dell'epoca, per cui si è pensato che usando lo strumento del confino si prendevano dei mafiosi dal meridione e li si trapiantava qui, con il concetto che se tu prendi una mela marcia e la metti in una cassa di mele sane, le mele sane aiutano la mela marcia. In realtà sappiamo che in natura succede esattamente il contrario, cioè la mela marcia rischia di far marcire l'intera cassa. Ma andando all'oggi, qui abbiamo un problema strutturale e un problema di approccio. Allora, per quanto riguarda quello di approccio, noi diamo dei messaggi completamente sbagliati a chi ha intenzione di delinquere nel nostro Paese. Perché, vede, questo è un esempio che io faccio sempre, lo faccio e lo farò fino alla nausea. Quando all'inizio dell'anno scorso, a gennaio, 2 carabinieri vengono accoltellati qui a Padova, in centro a Padova, vengono accoltellati da uno spacciatore libico profugo, attenzione, profugo, e lo spacciatore viene arrestato, i 2 carabinieri vengono portati in pronto soccorso, questi sono ancora là che si curano le ferite e il giorno dopo il profugo viene rilasciato e nel decreto di rilascio il giudice scrive che viene rilasciato perché è ritenuto non pericoloso. E ironia della sorte, nel secondo paragrafo mette però c'è il dovere di non dimora a Padova. Questo ti dice 2 cose. La prima, che per farti 2 giorni di galera, i carabinieri devi prenderli, rosolarli a vivi, non so cosa devi fare per fare un po' di galera. Perché se accoltellare un carabiniere non è ritenuto pericoloso, vorrei capire nella logica di un giudice che cosa è ritenuto pericoloso. 1. 2, mi prendi anche in giro, perché dicendo che questo non può dimorare più a Padova, significa che può andare a accoltellare carabinieri a Vicenza. Allora, evidentemente, ma le leggi sono queste, attenzione, c'è una gradazione, c'è un minimo e un massimo. Secondo me un profugo spacciatore che accoltella 2 carabinieri deve prendersi il massimo. Ma era la prima volta, ma non mi interessa, cioè lui ha accoltellato 2 servitori dello Stato che per una pipa di tabacco, perché hanno stipendi secondo me assolutamente inadeguati per il rischio che fanno, per il lavoro straordinario che fanno, non gli dà il massimo, non ho capito che cosa bisogna fare e questo è un problema di messaggio. Poi c'è il problema strutturale e qui abbiamo leggi che vanno cambiate e serve soprattutto la certezza della pena. Non esiste, perché sono convinto anch'io che i carabinieri, come le altre forze dell'ordine, facciano molti arresti. Il problema è che tu cerchi di riempire un secchio d'acqua che ha un buco, quindi tu continui a fare arresti, ma tanto poi vengono comunque rilasciati perché ci sono le attenuanti, perché questo, perché quest'altro, e alla fine questo è il messaggio. Quindi, allora, ma si riuscirà un giorno Mercato a fare l'anno 0 delle leggi, cioè hai fatto questo, è sempre una questione di volontà politica, vanno cambiate le leggi, va fatta una riforma pesantissima della magistratura, pesantissima, e vanno costruiti più carceri. Non può passare che siccome io ho la febbre e non so da quale parte girarmi, decido che per convenzione non è più a 37 la febbre, ma sia a 41. Così siamo a posto. Facciamo tutti i termometri a 41. Poi perché la febbre ce l'è lo stesso. Poi l'Unione Europea ci bacchetta perché ci dice siete anche persone che trattano in maniera faccio un piccolo appello, visto che c'è un dirigente del PD, ma lo dico senza polemica, perché se vuoi fare polemiche poi sono bravo, ma è un dirigente del PD. Mi metto in ginocchio, dica a Matteo Renzi di non chiudere la polizia postale, perché è uno dei baluardi contro le truffe su internet, contro le truffe postali, cioè è un baluardo. E anche si occupano di pedopornografia, pedofilia. Glielo chiedo da cittadino, dica al governo di non
chiudere la polizia postale. Bene, prendo la telefonata e se c'è da sottoscrivere io sono la prima a firmare, perché so l'immane lavoro che fanno queste forze dell'ordine, perché non si vede ma proteggono i minori, ci proteggono da reati davvero molto importanti. Pronto? Buonasera signora. Sento una donna. Buonasera. Chiamo da Padova. Prego. Allora, prima cosa, non se ne può più di questo governo, di sto PD che sono gente fuori di testa, di quel buffone di Renzi che fa schifo. Prima cosa. E soprattutto la signora che parla cosa? Dovete agire, che fate schifo, non fate niente per noi, non siamo tutelati su niente. Io non posso andare fuori a quest'ora a prendermi un gelato, perché non so se vengo a casa. Ha capito signora? Dai, vado a fare la questa, no, dirigente del PD, si vergogni. Allora vabbè, ecco, cerchiamo di contenere i toni nelle telefonate, cioè non è che è colpa della signora che è qui, ricordiamoci che quello che abbiamo, lo abbiamo ereditato da una serie di problematiche. Io vorrei dire che la signora può andare tranquillamente a prendersi il gelato, a Padova soprattutto c'è veramente, tra i carabinieri, la polizia di Stato, la stessa Guardia di Finanza e la polizia locale, un apparato poderoso, efficace, addirittura abbiamo inserito dentro adesso dei reparti speciali antiterrorismo, quindi di altissimo profilo, che ci sono stati riconosciuti anche da altre località, anche da Roma stessa, quindi con addestramento specifico. Ovviamente sono stati fatti perché Padova è una città sotto questo profilo, lo sapete tutti, molto sensibile. Voglio rassicurare la signora. Noi siamo tranquilli quindi, colonnello, quando usciamo per strada? Ma certamente, sereni e tranquilli, ovviamente come sapete bene, come avete visto anche da tutti i fatti che sono accaduti, mai escludere nessun luogo, però ovviamente dove c'è maggiore sicurezza, dove c'è un apparato statuale come quello in Padova molto organizzato tra le varie istituzioni, c'è una sinergia con la prefettura, con il comune, con tutti veramente positiva, questo lo dico con grande forza, c'è da stare più sereni quantomeno, perché c'è un apparato che sta funzionando. Quindi non ci sono grossissimi problemi sotto il profilo della sicurezza immediata. Sulle truffe, poi continueremo, c'è invece da fare molti discorsi. Senta, però mi dica la verità, allora adesso, l'avevo detto prima durante la pubblicità, il colonnello ha fatto il primo arresto dell'anno qui a Padova, però mi dica anche la verità, colonnello, adesso ci sentono. Lei l'ha beccato, processo per direttissima, foglietto, non obbligo di dimora a Padova, non è una grande soddisfazione, cioè stavi rubando. Insomma, non dico che negli altri paesi chissà cosa succede, però tenerselo almeno 2 o 3 giorni. Vabbè. Ma vede, io ho fatto il mestiere del carabiniere, tutto qua. Ho fatto solamente quello, l'ho preso e poi abbiamo fatto gli atti fatti bene, l'abbiamo consegnato alla giustizia. Avete consegnato alla giustizia carte, è il nostro compito, lo facciamo con piacere, anche se in questi casi ovviamente non è mai piacevole privare della libertà una persona che però si è comportata male, quindi deve pagare la sua pena. Qualcuno ne dovrà rispondere, Lincetto. Noi stiamo pagando anche un prezzo su una, perché quando si dice ma il passato è passato, non bisogna tornare indietro o vangare il passato, io invece ricordo il 68 e oggi noi abbiamo nella magistratura, in alcune parti delle istituzioni, tutta gente che è stata formata nel 68, che praticamente un permissivismo esasperato, che si poteva fare di tutto, che non sto qui a fare un'analisi che meriterebbe un'analisi molto più profonda. Di sinistra? Guardi, glielo chiedo perché è questo che mi sta dicendo. C'è poco da fare, lei mi deve dire le forze che negli anni 70-80, no? Quando io ricordo, nel 1970 mi trovavo già da giovane giornalista nella segreteria di un ministro che era il ministro della giustizia, Guido Gonella, chiaro? E davanti a Montecitorio c'erano delle persone, allora non c'erano gli extra come si dice, parlamentari o d'altro, c'era solo un partito che si chiamava Partito Comunista,
No, chiaro? E sputavano, no, un attimo, perché sa, anche su questo oggi è facile dire e fare alcuni passaggi, però bisogna ricordare che alcuni passaggi hanno della storia e la storia la stiamo pagando. Allora sputavano alla polizia, ai carabinieri, dicendo che erano a servizio come si può dire, di chi aveva e non dei poveri, non di qua e non di là. Chiaro? Questi personaggi poi, il famoso voto politico degli anni 68, alcuni sono stati poi, hanno avuto la laurea con quel voto politico, con quel voto del 68 e si sono trovati, guardi, facciamo un esempio, senza citare nomi, magistrati qui a Padova, che poi sono andati addirittura nel Consiglio Superiore della Magistratura, che scrivono su quotidiani di partito e che fanno un loro giudizio. Cosa si può aspettare poi se questi di fronte basta leggere alcune sentenze dove dice, ha fatto per necessità. Scusa, quando uno ruba, no? Dice l'ha fatto per necessità, ma anch'io domani mattina ho una necessità di avere un orologio d'oro e vado a prendermelo. Ci sono state anche sentenze della scatoletta di tonno, l'incetto di pensionati che sono andati al momento, anche la scatola del tonno, anche la scatola del tonno che è nata per necessità, anche questo è un falso problema e si genera determinate situazioni. Allora io devo andare in pubblicità. Perché ci sono talmente associazioni che danno non solo la scatola del tonno, ma ti danno anche il pane per tocciare la scatola del tonno. Bene, torniamo dopo la pubblicità. 049 80 75 537. Un paese serio di fronte a una cosa del genere, un ministro della giustizia. Stiamo tornati in diretta, Lincetto sta protestando e questa scatoletta di tonno dice non è una necessità rubare la scatoletta di tonno al povero pensionato o l'anziano che non ce la faceva, perché ci sono tutte le varie associazioni caritatevoli che ti aiutano. Allora, dice, colpa della certa magistratura che abbiamo ereditato dagli anni 68, una magistratura rossa. È giusto? La chiami rossa, verde, blu, quello se la chiamassi verde marcato, non so se sarebbe d'accordo. Comunque, per questo. Allora, Andretta, è chiaro che Lincetto pone l'accento anche su un fatto di natura politica, che certa magistratura sia un po' troppo morbida, un po' troppo permissivista, che sia collegata al partito di governo. Volevo citare solo un fatto e poi mi taccio. Guardi, nel 1980, nel 79 ci fu una riforma di come entrare in magistratura nel 78. C'era presidente della commissione parlamentare di giustizia un certo senatore Bettiol, che era il massimo diciamo così, del penalista nel campo non solo nazionale ma internazionale. Bene, hanno chiesto la testa di Bettiol perché non sia rieletto, perché con la sua presenza non si faceva quella riforma. Bene, lui non venne più candidato, trovando varie scuse, e anche in quel caso la DC ha le sue colpe, perché il famoso catocomunismo non è che sia stata un'invenzione di qualcuno. Allora, cosa è successo? È successo che nell'80, poi nel 79, l'80 viene fatta la riforma. Quando passò la riforma al Senato e alla Camera, il senatore Bettiol, che mi onorava lui dell'amicizia, mi chiamava Mastro Lincetto, mi chiamò e dice: ho bisogno di parlarti. Vado da lui, mi dice: tieni ben conto e segnati quello che ti sto dicendo, perché ti servirà per la storia, perché io ormai sono anziano. Il Partito Comunista Italiano arriverà al potere attraverso la magistratura. Entro 20 anni. No, aspetti un attimo. Aspetti, non è mica vero. Ma lo so, non è vero, perché guardi, io le posso dire che alcuni magistrati, alcuni dirigenti comunisti che ci sono ancora, che oggi sono partito, non è vero, andavano durante l'estate, andavano a Mosca
andavano a Mosca a tutelarsi. Vabbè, allora il gruppo dire che alcuni dirigenti la della storia bisogna sapere, la storia dopo viene fuori. Andretta, ci tolga da questa impasse. Da dove vengono senza fare nomi, magistratura di Milano, magistratura vuole che le racconti tanti no, fatti. Allora Andretta, è chiaro. No, nel 1970 andavo alle elementari, pertanto voglio dire, credo che... Prego. Siccome io parlavo dell'80, vuol dire che allora faceva le medie e qualche cosa poteva capire di più delle elementari. Bene, allora le faccio dare la risposta, prendiamo la telefonata da casa. Pronto? Buonasera, se c'è qualcuno che ha più del 1980. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ospiti. In fondo l'incetto non sta dicendo delle cose sbagliate, tenendo conto però che la magistratura, cioè quando nasce magistratura democratica, e bisognerebbe che le persone che sono lì andassero a leggersi un libro scritto da un magistrato dichiaratamente comunista, cofondatore di Magistratura Democratica. Questo magistrato si chiama Luca Toni con la Y finale e ha scritto un libro, Non posso tacere. Bene, in questo libro ci sono tutte le schifezze fatte dalla magistratura italiana nei confronti della politica, di cittadini onesti e compagnia bella. È un atto di accusa contro parte della magistratura, tenendo conto che questo magistrato dice: magistratura democratica nasce per dare giustizia laddove esisteva il Porto delle Nebbie, famoso Porto delle Nebbie. Roma insabbiava tutto quanto, perché c'era una magistratura marcia dall'altra parte. A sua volta questa magistratura, che è sorta per dare giustizia, è diventata marcia a sua volta. Per cui un magistrato onesto, perché ci sono persone oneste anche tra i comunisti, ha scritto un libro piccolo. Io ho impiegato tanto tempo perché non ho grande cultura, ho impiegato tanto tempo a leggerlo perché quando c'è una cultura giurisprudenziale bisogna stare attenti alle virgole, alle parole e compagnia bella. E le posso dire a lei che è giornalista, se è curiosa dei fatti e della storia, che leggendo quel libro lei scopre che questo è un paese che fa ribrezzo. Buona serata. Grazie, non solo leggendo quel libro purtroppo, però io voglio anche essere molto ottimista. Andretta, riusciamo a uscire da questa impasse. Quello che conta è applicare la legge. È possibile arrivare con un Parlamento, una Camera, due Camere,